Allora, adesso facciamo una camminata fino all'800. Ricordatevi che tutto il percorso che facciamo è la vena che il minatore ha scavato a vista. Quindi saliremo, scenderemo con delle scalette, gireremo a destra, a sinistra e così via fino ad arrivare all'800. È una bella miniera anche, perché è entusiasmante ma è anche bella lei come miniera proprio, perché il discorso che vi dicevo prima dell'estrazione a vista è tutto un cunicolo, è tutto un susseguirsi di camere, cunicoli. Una miniera. Da quanto avete in mano questa miniera? La miniera abbiamo fatto 14 anni, 10 giorni fa, circa il 14 di agosto. E siete un gruppo di speleologi? Un gruppo misto. Adesso di quelli che hanno incominciato 14 anni fa siamo rimasti in 3, 4. Dopo negli anni a venire si sono susseguiti, la maggior parte sono ragazzi che studiano all'università nel settore di geologia. E le montagne fanno un po' come noi nella crescita, nel senso, voi siete un pelino più bassi, più piccoli di noi, giusto, di noi adulti? Però pensate di rimanere così o di crescere? Crescere, quindi vuol dire che vi alzate e vi sviluppate, diventate più grandi. Lo stesso fanno le montagne, non so se lo sapevate, ma la montagna si forma, cioè cresce. Noi cresciamo in 15-20 anni per arrivare magari a vivere una vita fino ai 100 anni quando ci va bene. La montagna ci vogliono milioni di anni. Quando si è formata questa montagna, non si è formata con questo buco, con questa entrata, ok? Questa entrata l'ha fatta l'uomo. Perché l'uomo si è messo a staccare questa roccia e a fare quello che andremo a vedere oggi? Perché comincia a spaccare questa roccia e prende la roccia con dentro il minerale. Sapete che minerale è questo? Il piombo. Vanina. Ma state sfruttate queste. Allora, se ci lavoravo fino a che periodo? Ci arriviamo dopo. Non solo Santa Barbara la protettrice dei minatori, ma ad esempio dei pompieri, degli artificieri. Abbiamo dei macchinari, cominciano i primi macchinari, quindi comincia il primo martello pneumatico, compressore, per uscire nel 1958. Quando faccio scoppiare la roccia si spacca un pezzettino di roccia. Il sacchettino c'era dentro la polvere da sparo portata da Marco Polo con la miccia che usciva, lo mettevano e lo spingevano in fondo al foro. L'uomo faceva una fatica del genere, immaginatevi la fatica, per estrarre queste rocce con dentro il minerale, per estrarre questo piombo, per farne che cosa? Faceva alzare questi perni e quando i perni erano alzati così e c'erano sotto i sassi, nel ricadere, boom, si alzavano e cadevano. Vai qua. Mamma, non si apre più chi ne... Non è che sia arrivati. Break Guide, viaggiate con noi.